E quindi come non essere d'accordo sullo sviluppo senza consumo di suolo. Però, io ho fatto un lavoretto che non ho trovato in nessun'altra tabella del PAT. Ho preso tutti gli ambiti cosiddetti ATO, il territorio comunale diviso in 12 ATO, cioè in 12 zone, non dico omogenee, ma insomma in 12 perimetri all'interno del quale il territorio che era chiuso ha i problemi più o meno comuni, morfologia più o meno comune, eccetera. Allora ho preso queste 12 schede e ho fatto il conto di qual è per ciascuno di questi ATO il carico aggiuntivo che il PAT propone. È una delle poche cose che il PAT è tenuto a fare, dimensionare quanto in più per ciascuno di questi territori. E questo conto dà dei risultati abbastanza, non dico impressionanti, ma insomma su cui vale la pena discutere, mi piacerebbe sentire una discussione. I carichi aggiuntivi sono 60.000 abitanti in più rispetto al 99, 60.000 abitanti in più per una città che tanto bene non sta come dinamica demografica, non sono proprio. Questi 60.000 abitanti in più comportano 9,8 milioni di metri quadri di area standard in più, semplicemente per la residenza di questi 60.000 abitanti in più. E poi abbiamo il commercio, abbiamo l'industria, abbiamo il turismo, molti altri milioni di metri cubi di standard che devono essere, gli standard urbanistici sono le strade, l'urbanizzazione, i parcheggi, tutto quello che serve ad attrezzare la residenza e le attività produttive per poter funzionare. Dal punto di vista del consumo di suolo, dal punto di vista del benessere delle persone, gli standard sono una gran buona cosa, servono a far funzionare bene il territorio. Dal punto di vista del consumo di suolo è già molto più dubbio. Se sono verde vuol dire che il suolo resta permeabile e dunque non l'abbiamo consumato, ma se sono parcheggi, se sono strade, se sono attrezzature sportive di vario tipo, il suolo è consumato tanto quanto molti milioni di metri quadri di suolo consumato e circa 30.000 alloggi più soltanto da questo dimensionamento. Allora mi chiedo cosa davvero voglia dire sviluppo senza consumo di suolo. Poi ci sono altre cose. Prima un amico mi chiedeva ma il piano regolatore, che n'è che il piano regolatore attuale vigente? Allora il nostro PAT dice che il piano regolatore non è stato esaurito ancora tutte delle sue potenzialità. Il piano regolatore vigente viene assunto dal PAT e diventa automaticamente piano degli interventi, cioè diventa esecutivo, diventa quello che verrà fatto dopo l'approvazione del PAT. E interessante questione. Se abbiamo confermato in tutto e per tutto il piano regolatore, forse una domanda un po' imbarazzante che potremmo farci è ma perché diavolo ne facciamo un'altra? Abbiamo appena quel piano regolatore che abbiamo ancora ha grandi potenzialità di sviluppo, di ricettività, di ogni cosa, forse non valeva la pena. Ma detto questo, perdonatemi la parola, ma razzolando, proprio razzolando, andando a strisciare nelle molte centinaia di pagine del PAT, vorrei condividere con voi alcune preoccupazioni. Numeri preoccupanti. In un certo allegato che parla della perequazione, sapete cos'è la perequazione? Beh, se lo sapete siete molto più avanti di me perché io bene non lo so. Ma detto questo, la perequazione è quel meccanismo per cui, diciamo così, i proprietari di un certo, il piano regolatore prima diceva qui si costruisce, qui no. E naturalmente il proprietario del qui no non era contento di questo. Invece, con la perequazione si spalma in maniera abbastanza uniforme il diritto di costruire
e poi non è detto che si costruisca dappertutto, ma quella volumetria che appartiene di diritto a ciascuno dei proprietari viene concentrata su alcune aree piuttosto che altre. E questo, vabbè, leggetevi l'allegato 5 sulla perequazione e capirete che cosa vuol dire, qual è la strategia, anche condivisibile in qualche maniera. Ma qual è il numero preoccupante? In quel fascicolo sulla perequazione si dice che le aree soggette a perequazione, su cui si applicherà, su cui il piano degli interventi, non il patto, il piano degli interventi farà la perequazione, sono quelle di un certo tipo, di tutti questi tipi, aree F, aree C2, in parte sono aree di sviluppo, ma le aree F sono aree destinate a standard, a servizi pubblici, che dopo, quando sono destinate a standard, sono destinate a essere espropriate, ma questo esproprio deve avvenire entro 5 anni. Se non avviene entro 5 anni, il vincolo all'esproprio scade e dunque quell'area che era vincolata a qualche servizio torna nella proprietà del suo proprietario, che si aspetta che invece gli venga riconosciuta cubatura in questo meccanismo perequativo. Perché è preoccupante? Perché le aree a servizi scaduti sono 5.300.000 metri quadri. 5.300.000 metri quadri di standard che nel momento in cui sono scaduti non ci sono più. Vuol dire che noi abbiamo case, ma non strade, ma non fognature, ma non illuminazione pubblica, ma non verde, ma non scuole, per 5 milioni di metri quadri. Allora, che senso ha dire il piano regolatore diventa piano operativo se in quel piano regolatore abbiamo 5 milioni di standard meno? Dove sono stati trovati? Quale diversa localizzazione hanno? Quindi questo piano degli interventi, il piano regolatore vecchio, mi pare tutto da rivedere, tutto da considerare con molta... Ancora numeri preoccupanti. Io mi spiace parlare di numeri, ma quando Vitucci dice tecnico, io... allora questo è troppo difficile, non ci insisto. Mi sembra che la cosa più importante sia questa, cioè le due direttrici di sviluppo del PAT. Il PAT dice che c'è una direttrice di sviluppo che è quella Ponte della Libertà e poi attraversamento di Mestre lungo il fascino infrastrutturale e poi via verso Padova, prima direttrice di sviluppo, che è la direttrice di sviluppo di sempre, la direttrice est-ovest, la direttrice principale, quella intorno a cui si è fatta la città, e poi ce n'è una nuova. Ce n'è una nuova che da Lido, Arsenale, va verso l'aeroporto e guarda caso arriva al quadrante di Tessera, direttrice di sviluppo, e chiama questa divaricazione, questo smembrare la città, a mio avviso, in due direttrici che non stanno insieme in nessun modo, non fanno la città, non è un'area urbana, la chiama la città unita. E io ci metto un punto di domanda: ma questa è la città unita? Questa è la città schizofrenica? Vi ricordo solo con disdoro di Vitucci, perché Vitucci mi dice di tagliare, ma io vorrei ricordarvi che questa città soffre da molti anni di essere una città disunita, la città bipolare, la città tripolare, il fatto che Marghera sia diversa da Mestre e che Marghera e Mestre siano diverse dal centro storico, che non c'è ancora oggi una struttura che le tenga insieme. Ne facciamo un'altra, lontana, separata, troppo grossa per essere irrilevante e troppo piccola per essere una parte di città. Io credo che questa sia, dal punto di vista strategico, una pessima, veramente una pessima scelta, che tira con sé tutta una serie di altre
cui sono assolutamente contrari con la sublagunare, tipo l'alta velocità che arriva all'aeroporto. È una specie di barzelletta, prima di ci arriva tra 50 anni forse. E poi vi faccio rilevare, mi piacerebbe che voi leggeste lo studio di fattibilità dell'alta velocità tra Mestre e l'aeroporto, una grande nuova infrastruttura sotterranea che taglia tutta la Gronda in profondità, passeranno nel 2050 24 treni al giorno. Anche questo credo che sia una prospettiva davvero poco entusiasmante. Detto questo, lasciatemi terminare con l'unica cosa veramente positiva che ho trovato in questo PAT, che si interroga sul ruolo dei terminal. Il ruolo dei terminal, ma non dovrebbe lui dirci qual è il ruolo dei terminal, ma lui si interroga sul ruolo dei terminal. E mentre si interroga sul ruolo dei terminal, propone una cosa su cui io sono assolutamente convinta, che è estremamente positiva e riuscirebbe a dare il giusto ruolo ai terminal, cioè l'idea di diversificare il modo di arrivare a Venezia, non partendo da Fusina o da Tessera come strategia di diversificazione, non c'è bisogno di quello. Si può arrivare con quel ponte e poi all'altezza della radice di Santa Lucia arrivare dall'esterno alla città con la circonvallazione acquea e quindi arrivare a Fondamenta Nuova con una circolazione acqua veloce, e questo avrebbe il duplice vantaggio di alimentare la città dall'esterno, quindi evitare il degrado e l'abbandono delle aree più marginali, e avrebbe come grandissimo vantaggio di alleggerire in modo sostanziale il Canal Grande, il rotondo sul Canal Grande. Quindi tutte le cose che vengono attribuite alla sublagunare e che non c'è bisogno della sublagunare per farle, basta riorganizzare il trasporto acqueo di Venezia.